Amici e amiche di Sicilia Magazine, oggi vi porto a scoprire Digital One, che è una multiservizi che accompagna le aziende nel processo di digitalizzazione attraverso 4 business units, nell'ambito dell'assistenza telefonica, marketing, formazione e sistemistica. Venite con me. E dal quartier generale di Mister Bianco parliamo di Digital One. La mission di Digital One è quella di posizionarsi nel panorama prima regionale e poi nazionale come partner nel processo di digitalizzazione. Il pubblico a quale ci rivolgiamo è quello delle medie e grandi imprese che seguiamo nei processi che spaziano dalla formazione alla sistemistica al servizio del helpdesk informatico con installazioni e assistenza dei device. Nell'ambito del marketing all'interno noi operiamo con risorse giovani e professionalmente strutturati, capaci di acquisire le esigenze dei nostri clienti, proponendo l'immagine e il business, i servizi e i prodotti degli stessi. In conclusione, l'obiettivo di Digital One è quello di entrare nelle aziende aiutandole ad abbandonare il vecchio modus operandi e aprire le porte alla nuova rivoluzione digitale. Tutto questo è Digital One. Daniele Frangini, direttore commerciale Massima Energia, uno dei top clients di Digital One. Puoi raccontarci un po' la tua esperienza, cosa hai tratto da questa collaborazione? Volentieri, grazie. Noi abbiamo iniziato con Digital One nel maggio del 2022, quindi è un anno e mezzo di collaborazione che direi davvero essere molto proficua. Siamo molto contenti dei risultati che hanno raggiunto, che abbiamo raggiunto insieme e dei livelli di qualità che esprimono quotidianamente e dell'impegno che applicano sempre tutti i giorni nella nostra iniziativa e nella nostra realtà. Training manager, come spieghereste a chi sta a casa di cosa vi occupate? Io mi occupo di operation, quindi mi occupo di pianificare tutte le attività che riguardano la produzione richiesta dal cliente. Io mi occupo di pianificazione, quindi di pianificare e realizzare poi tutti gli obiettivi che concordiamo con il cliente, quindi successivamente in ore, performance e qualità.